Non si arresta l'azione di controllo della Guardia di Finanza di Agrigento allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della tenenza di Licata hanno fermato 3 giovani italiani, 2 dei quali ancora minorenni, intenti a scambiarsi tra di loro alcuni sospetti involucri avvolti in una pellicola trasparente. Il tempestivo controllo dei finanzieri ha permesso il rinvenimento di 6 dosi di marijuana da circa 1 grammo ciascuna, che un giovane di 18 anni incensurato stava cedendo ai 2 minori per il sabato sera. Le successive perquisizioni domiciliari nei confronti del ragazzo, effettuate con il prezioso ausilio delle unità cinofile in forza alla compagnia di Agrigento, hanno permesso di scoprire altri 90 grammi di marijuana. In particolare il fiuto di Urlo e Pessi, i 2 cani antidroga delle Fiamme Gialle, ha permesso di individuare un barattolo di vetro al cui interno vi erano già porzionate e confezionate con la pellicola trasparente 40 dosi da circa 1 grammo l'una, destinate probabilmente ad altri giovani clienti del sabato sera. Successivamente i militari della tenenza di Licata hanno trovato nascosto in un altro angolo dell'abitazione un sacchetto contenente ulteriori 52 grammi di marijuana, ancora da confezionare. Su disposizione del sostituto procuratore Andrea Maggiori, il giovane pusher è stato trattenuto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. In quella sede il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento ha inflitto al diciottenne la pena dell'obbligo di dimora nel comune di Licata, oltre all'obbligo di non lasciare la propria abitazione dalle ore 20 alle 8. I 2 minorenni sono stati invece segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti alla prefettura di Agrigento.